question. What happens to art and aesthetics when products of the natural world are remade synthetically? La Montefibre è una società che nacque all'inizio del Novecento a Porto Marghera e ben presto divenne leader mondiale nell'esportazione e nella produzione di fibre acriliche e viniliche in tutto il mondo. Ci siamo occupati dell'analisi di filati, tow e tessuti da campionario in generale della Beatrice, appunto la marca produttrice. Le fasi dell'indagine, per prima cosa si è deciso di catalogare questi filati in quanto tutto il materiale librario era già stato catalogato dalla biblioteca. Per quanto riguarda la parte sperimentale, i passaggi che sono stati eseguiti da tutti i gruppi sono appunto la catalogazione, quindi i vari materiali sono stati catalogati e fotografati, sono state eseguite delle macrofotografie dell'oggetto e dei vari particolari. In seguito è stata eseguita una caratterizzazione chimico-morfologica. E brevemente, sapevamo già in precedenza che queste fibre erano di poliacrilonitride, che sono state prodotte negli anni 50 probabilmente. Dalla Montefibre sono state effettuate alcune analisi sulla fibra, su questo tipo di fibre ad alto modulo, anche in contrapposizione ad altre fibre di poliestere. Elettronica esterna appunto, abbiamo analizzato sempre la fibra dell'elefante azzurro e quella del tow verde. Sono due fibre differenti in quanto abbiamo quella dell'elefante che è una fibra diciamo definita come prodotto finale. Riguardo alla caratterizzazione morfologica ovviamente ci siamo affidati al SEM. Non abbiamo analizzato Rocchetti, ma piuttosto abbiamo analizzato un campionario di vendita dell'inverno 85-86 in cui erano presenti 22 tessuti, quindi un materiale già pronto, già lavorato, che oltretutto... In primo approccio abbiamo eseguito una caratterizzazione morfologica dei tessuti, innanzitutto eseguendo e scattando delle macrofotografie e poi abbiamo utilizzato il microscopio ottico e il microscopio ottico a contatto. Abbiamo proceduto poi con le osservazioni al microscopio ottico e petrografico per il campione appunto 1A. La distinzione. Tutto vedere come vi sia una totale omogeneità delle fibre, per cui si sono riscontrate per lo più fibre con una scanalatura centrale relativa appunto che caratterizza l'eacril. Nel processo di polimerizzazione sostanzialmente abbiamo i polimeri e i monomeri che vengono miscelati in una sospensione acquosa a 60 gradi più o meno. In questo caso appunto, a parte il fatto che come vedremo poi non c'è una grossa differenza negli spettri visivamente tra un filato Leacril e la fibra al carbonio, una cosa caratteristica della fibra al carbonio in questo caso è il legame carbossilico alifatico. Abbiamo ritenuto che fosse importante anche prendere in considerazione delle ipotesi di musealizzazione e di valorizzazione del patrimonio che è stato affidato e accolto dalla Biblioteca di Area Scientifica. L'idea è quella di dare ai visitatori all'interno di un museo un filo, un vero e proprio filo di lana che li conduca all'interno del percorso all'interno del museo. Un filo che gli racconti una storia, perché ritorniamo sempre in questo ambito, le persone vogliono che qualcuno gli racconti una storia. Quindi vi ringrazio e ringraziamo anche la BAS per l'ospitalità che ci ha dato. Grazie.